E voglio! Ciao! Benvenuti e bentornati su canale Superalane, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, è il primo video che riguarda la YouTuber Summer Cup. Quindi vi chiedo di lasciare subito tantissimi mi piace, tanti commenti e scrivetemi qui sotto secondo voi questa YouTuber Summer Cup chi la vincerà. Iscrivetevi ovviamente al canale, voglio, abbiamo superato i 20.000 iscritti da un bel po' di tempo, adesso ci abbiamo ai 30.000, quindi dai che è gratis. Vi siete iscritti? Ok. Voglio, oggi ho deciso di fare una sorpresa ai ragazzi del Napoli YouTube, visto che io sono l'allenatore. Sono andato a prendere un componente del Napoli YouTube che però purtroppo per una serie di motivi non potrà essere con noi in questa esperienza a Roma, perché voglio regalare, voglio comprare la maglia del Napoli nuova, quella scudettata, a tutti i componenti del Napoli YouTube, così che possiamo giocare con quella maglia la YouTuber Summer Cup, quindi col terzo scudetto in petto. Adesso vi faccio vedere chi sono andato a prendere. Voglio intanto aria condizionata schiattata proprio a palla, anzi perché se morro cavolo fanno 50.000 gradi all'ombra. Lo Gallan? Ciao ragazzi. Cioè, ti trovo pure la macchina fredda. Ah ragazzi, ci vuole, ho fatto pure capello. Forse da allenatore del dove Napoli. dobbiamo andare? Ma io lo dico a Enzo. Non immagini? Sorpresa? Sorpresa. Acceso l'aria condizionata. Cioè, mo sta facendo asciutto l'aria fuori. E raffreddiamo l'ambiente. Sai dove dobbiamo andare? C'ho una missione. Devo comprare la maglia del Napoli nuova con lo scudetto in petto a tutti i componenti del Napoli YouTube. Tranne te che però non ci sei. Come mai non ci sei? Ragazzi, purtroppo ho avuto degli impegni Improrogabili? non potevo fare niente, mi spiace, mi piange il cuore non giocare alla Summer Cup. Tra l'altro non posso manco allenarti. Ma io Sì. credo nell'allenatore Giovanni Visone Superalla. Tu porterai in alto il Napoli. Immagina se vinco veramente il trofeo. Hanno cambiato tipo 4 allenatori. Se regala YouTube. No, mi prendo YouTube in mano. Se no mi prendo YouTube Italia in mano se vinco io. Allora, però prima di fare questa missione ne abbiamo un'altra. Serve una lavagnetta personalizzata. Per un allenatore Serio? con i contro serve la lavagnetta con i contro. Serve la lavagnetta col pennarello, vediamo se la trovo. Vai. Allora io ecco qua, abbiamo trovato questa magnetica. Poi tra l'altro la vorrei personalizzare qua dietro, poi vi faccio vedere come. Da questa qua gialla, piccola però secondo me. Da quest'altra qua verde, pure è piccola. Ma quale ci sta? Te lo regalo. Che adesso cosa? Chi si mette un No! No, te la perdi pinge, oggi fu tu. Quale ci sta? Questo no, che sta caro, che già la fa? Questa cosa. Lavagna bianca. Giovanni, parla italiano. Parli troppo napoletano, non capisco la gente. Cazzo. Ma voglio sta lavagna. Come la fa? Ah, prendo questa, Godo. Questa ti entra in culo, entra bene. Servono i pennarelli però. Sempre in culo. Ok, pure pennarelli abbiamo preso. Pacco risparmio. Chissà se puoi sparare. Però ne mai guadagna. Però Ah, boh, me ne fotti una. te ne frega, infatti, ci sta. Andiamo, paghiamo o rubiamo? Posto ragazzi, lavagnetta e pennarelli comprati, però tu non lo sai, io la vorrei personalizzare, non so come, non so quando, pure perché domani dobbiamo fare. Lo so, qua dietro. Ma come la personalizzo? Cioè devo mettere io un foglio dietro scritto I want you. Voglio missione quasi compiuta. Penso che le maglie ci sono. Enzo è andato a mettersi in fila. Noi invece abbiamo appena parcheggiato la macchina, quindi in teoria dovremmo farcela. Stanno una quindicina di persone avanti. Vediamo, che 10 avanti buono. Fanno 10 cavolo. Valorizzaci. Poi siamo arrivati fuori al negozio. Ecco qua, c'è un po' di fila, però come vi dicevo Enzo già sta in fila là. Noi avevo già che la cava gialla. Stavo davanti a tutto. Infatti poi entriamo subito. Voglio, eccola qua la maglia. Ciro è morto. Ciro mi ha cattato. No, sparo a maglia con un mese, raga. Sì, no, è così effettivamente. Voglio, si entra dentro, voglio, ci siamo, eccole qua. Voglio, siamo dentro, a parte che spettacolo, la maglia di Lorenzo firmata dentro a questa teca, che dentro a questo vogliamo buttare, stanno tutte le maglie, come vedete. Voglio prendere la maglia ai ragazzi del Napoli Summer Cup, adesso le compro, voglio, devo fare una sorpresa, se lo meritano. Eccole qua, voglio, guardate qua che spettacolo. EA7, MSC in petto, lo scudetto con la N dentro, Napoli, eBay, cioè cattamette, voglio, devo caricare mentalmente. Va bene?
Va bene così. Vai, appena usciti dal negozio del Napoli, come vedete, la busta. Oh, la busta tu è più bella della vita. La busta pure è tanta roba, vai. Però due spisi più a me. Speso molto di più, ragazzi, dovevo fare una sorpresa. Scontrini, hanno fatto cose, non è che ci hanno regalato. Magari ci regalavano. Guardate qua, tutte le magliette per i ragazzi del Napoli YouTube. Guardate qua. Le magliette. Ovviamente, occhio di riguardo per il nostro portiere che torna. La maglietta bianca. L'ho comprata pure per me, perché io. Ci sta. A Maiuca dobbiamo. Allora, io devo stare con lo scudetto in petto a bordo campo, in panchina, a dare ordini e io e loro in campo devono giocare con lo scudetto. A fare riconoscere, ma non c'è due scudetti, ci stanno. Numero 1. Stai da fa. Vediamo però adesso che sorpresa sarà la loro reazione. La dobbiamo Secondo me li dare. fai contenti. Domani dobbiamo partire, vediamo che reazione ha. Voglio la foto di ragazzi Con la della... maglia. Spettacolo. Dai. Aiu, eccole qua, appena tornato a casa, tutte le maglie, questa qua di Dario del portiere, mo le sistemo un attimo nella busta e poi domani le consegniamo ai ragazzi. Aiu, è il grande giorno, 14 luglio, il mio esordio, anzi l'esordio del mio Napoli ed è il grande giorno anche perché devo consegnare una sorpresa. Sta qui, non so se la vedete, ma adesso farò finta perché incontrerò i ragazzi, no? Adesso farò finta che non sia nulla per loro ma sia soltanto la mia maglia, poi la darò negli spogliatoi al momento giusto. Aiu, i ragazzi non sanno ancora niente, io ho sempre qua con me la busta con tutte le magliette dentro, vabbè ma nessuno mi ha chiesto niente, pensano che è la mia maglietta perché l'hanno vista dai miei video, stanno tutti quanti qua, vabbè c'è qualcuno dietro, stiamo andando a prendere il treno, poi a Roma nel momento più opportuno vi faccio vedere quando gliela do. Allora, sorpresa ai ragazzi prima di partire. Siete? Oh. Grandi. Mi ha aspettato. Non si scorda mai. Mi ha aspettato. La Silvestre non sale, cioè nel senso. Imparerò. Di tutti gli store digitali. Mi aspettavo al mio cugino preferito. Pure una dedica. La voglio ci fare vuole. mo' in diretta. Ah, ok. Ragazzi, in diretta la dedica di Fuse. Vediamo cosa mi scrive. EYU. Pure i puntini. Ciao. Continua. TVB. Fratello. Cuore. Un cuore. Firma di merda. Mirko. Use. Manca solo mister poi. Ok, allora. Aspetto quella là di Mister e poi è concluso. Mister. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Telespalla Bob. Agli ore 5:37 appena arrivati al campo, mamma mia, Aiu si muore dal caldo. Allora Aiu, siamo giunti al momento che conta. Prima mia esperienza da allenatore, non mi sono preparato nessun discorso, abbiamo parlato da un sacco di tempo, ci teniamo tantissimo tutti quanti. Guarda chi c'è, guarda! Arrivato! Allora, tattiche, moduli, già ce lo siamo detti. Aiu, tenere in testa il fatto che nelle precedenti due edizioni della YouTuber Summer Cup non siamo andati come volevamo. Simo, da te mi aspetto tantissimo, però io oggi ho una sorpresa per voi, per tutta la squadra. Ho preparato una sorpresa perché non potevamo giocare senza questa cosa. Ve la prendo subito. La costa del pasto, aiuto. Cosa i soldi? Allora, Aiu, in questi giorni sono stato nello store del Napoli, ho portato delle cose per voi. Maglie nuove. Non ci credo! Scontrino! Mister! Allora ragazzi, non potevamo giocare senza lo scudetto in petto. Questo è un anno particolare. Vero. Spero di aver azzeccato tutte le vostre taglie. Adesso le indossate e vediamo come vi stanno. Dai. Apriamo, superalla, ne passiamo. Dai ragazzi, aprite. Wow, bellissima. Proviamola. Ah ragazzi, c'è qualcuno che sta per cambiare sponda? No, stavo guardando. Ah, ok. Stavo guardando. Il bomber. Bella maglia, Ti piace? ma preferisco la seconda, posso dirlo. Abbiamo anche quella, eccola là, per il portiere. Oh, il capitano con lo scudetto in petto. Mamma mia. E dopo faccio una foto così. Mamma mia, che spettacolo! Andre, Scudetto. da capitano vero, vediamo il nostro Anghissà. Arossa. E ne è venuto mio oggi, è venuto Matthew. Adesso mi piscerello pure XL, frate a me. Ah, ma è quanto sia? A me pure XL mi piscerello. No, dai, ti sta bene. Ti sta bene, così diventa. Aiutate un voto a queste maglie. Io do un 10, 10, come 10, fai? Bellissima sta Stupenda. Scusa, che voto vuoi dare a una maglietta che ha al centro al tricolore? Cioè. Vero. Allora, Aiu, ho voluto fare questa sorpresa Numero 1. perché non potevamo Sto godendo! non potevamo giocare senza scudetto, quindi onorate questi colori, questa maglia e soprattutto questo simbolo. E ora andiamo a spiare gli avversari, Ci sta. Oh!
c'è una maglia in campo. Oh, subito. Guagli, sorpresa fatta, anzi sorpresa riuscita. Sono rimasti contentissimi ragazzi, avete visto? Speriamo che queste maglie ci portano bene e soprattutto che le onoriamo. Tutto cariche. E Guagli, ciao!